Ivan Bernini, segretario della funzione pubblica della CGIL del Veneto. Diamo un'occhiata alla situazione vaccini nell'ambito degli ospedali, delle case di riposo, dove insomma dovrebbe esserci un ambiente completamente di personale vaccinato, arrivare perlomeno, questa è la tendenza. Ma sarà facile ad arrivare a un qualcosa del genere, come siamo messi in questo momento? Beh, intanto rispetto al programma di vaccinazione che era stato elaborato dal Ministero e dalla Regione Veneto, quel programma è andato avanti abbastanza bene, nel senso che le categorie di persone, operatori della salute che operano nel sistema sociosanitario assistenziale, al momento ha quasi l'ampia copertura di tutte le strutture, ivi incluse le cooperative sociali. Rimangono ancora degli spazi nei quali non sono stati vaccinati dei lavoratori, in particolare in due aree della Regione Veneto per le segnalazioni che ci arrivano. Una è l'area del Veneto orientale e una è l'area del Clodiense. Auspichiamo insomma che si risolva a breve anche questo inghippo. C'è un motivo particolare perché accada in queste due aree oppure solamente qualche ritardo semplice? Ma noi abbiamo interpellato l'assessore Lanzarin 3 settimane fa, indicando che parte dei lavoratori, in particolare quelli delle cooperative sociali che svolgono attività assistenziale o a domicilio o in parte delle strutture residenziali, non erano ancora stati coperti. Se ne è fatta carico, ci pare che abbia dato indicazione all'area sanità e sociale di verificare, e quindi mi pare che dopo il problema del blocco della vaccinazione e del numero di vaccini, che è un problema ancora attuale, si sia nella strada giusta. Ecco, avete indicazioni per caso da parte anche dei lavoratori stessi, delle cooperative e non solo, che ci siano magari degli ordini interni di programmazione delle vaccinazioni e che magari non tutti i lavoratori siano, come si dice, inseriti subito in questo modello di vaccinazione? Questo è uno dei grandi problemi che abbiamo sollevato, nel senso che in queste strutture noi abbiamo i lavoratori che direttamente svolgono attività socioassistenziali, non solo gli operatori sanitari, ma anche gli operatori tecnici, pensiamo agli operatori sociosanitari per intenderci. Ma poi abbiamo un'ampia platea di lavoratori che operano in appalto, basti pensare al settore delle pulizie, della ristorazione, che pure entrano in queste strutture e compartecipano all'attività dell'ente, che ancora non sono stati inseriti. Che risposte di questo tipo avete avuto? Abbiamo delle risposte variabili, anche da territorio devo dire. Per quanto riguarda l'ambito sanitario, per i ritorni che abbiamo, la gran parte del personale è stato vaccinato e non abbiamo dati importanti di persone che hanno rifiutato il vaccino. Nel settore invece residenziale, nell'ambito delle cooperative, insiste una percentuale di lavoratori che non vogliono fare il vaccino, vogliono aspettare. Anche qui è bene distinguere le cose. C'è una parte che per i numeri che abbiamo noi, per fortuna è minoritaria, e sono i cosiddetti Novax, no Covid e compagnia cantando, ma c'è un'ampia parte di lavoratori che ha paura, perché purtroppo o hai la consapevolezza e la contezza anche per percorso di studio di come funziona un vaccino, di cosa serve, ok? E questo elimina le preoccupazioni, ma di fronte al bombardamento anche di informazione che paradossalmente determina minore informazione, abbiamo anche una parte di personale che ha paura. Come vede il sindacato, diciamo, l'obbligo sostanziale che viene caldeggiato da più parti al fatto di vaccinare, anche rispetto a quello che ci stava spiegando poco fa? Provo a semplificarla il più possibile. Noi un anno fa avevamo grande fiducia nella scienza, e per noi l'arrivo del vaccino e la capacità di arrivare all'individuazione di un vaccino era un qualcosa di insperabile. Oggi il vaccino c'è, da ampia copertura, l'abbiamo detto fin dal principio, per noi è necessario che i lavoratori si vaccinino per 3 questioni. La prima, perché è una protezione per se stessi, e io credo che chi ha visto, perché ha lavorato un anno, gente morire, non possa aver dubbi su questo. Il secondo motivo, perché è anche una questione di responsabilità nei confronti di assistiti e colleghi che per ragioni di salute non possono vaccinarsi, perché c'è anche una platea di lavoratori che non rifiuta il vaccino, ma non può vaccinarsi per prescrizione del medico. Per cui se il Parlamento, per noi, come dire,
il tempo c'era già. Se il Parlamento sarà in grado di legiferare in materia è un qualcosa di positivo, perché nel vuoto legislativo si inseriscono altri soggetti, pensiamo agli interventi della magistratura e dei giudici che operano delle sentenze sulla base però del nulla, perché non essendo normata questa materia sono più interpretazioni che dati oggettivi. Siccome noi pensiamo che i lavoratori non meritino di essere esposti al pubblico ludibrio o che si parli di loro dopo un anno di impegno al contrasto del Covid, per queste situazioni l'invito che noi ci sentiamo di fare a tutti questi lavoratori è: vaccinatevi per voi stessi e per gli altri. Le chiedo un'ultima valutazione. Non è un po' un paradosso che, sentendo le parole ieri del presidente Luca Zaia, che in qualche modo ha esortato molti volontari a farsi avanti per quanto riguarda il sostegno alla prossima, si spera immediata, campagna di vaccinazione di massa, e quindi proponendo anche una vaccinazione per questi stessi volontari, dico, non è un po' un paradosso che si riesca prima a creare una zona di vaccinati completi appunto in centri di vaccinazione rispetto a aree come le aree sanitarie e le case di riposo e così via? Ma guarda, il mio punto di vista è questo. Siccome si è dimostrato in questo anno purtroppo che questo virus si diffonde in maniera importante, in maniera veloce e coinvolge tutti, io auspico che il Parlamento faccia una norma che preveda la copertura vaccinale per tutta la popolazione. E auspico, anche rispetto ad alcuni annunci ed affermazioni di questi giorni, che non si creano le contrapposizioni che parrebbero essere in atto nel mondo del lavoro. Riteniamo sia importante vaccinare tutti coloro che non possono fare a meno del distanziamento, che per tipologia di attività devono essere presenti in servizio, sono esposti più di altri, ma poi l'auspicio, questo mio personale, è che vi sia una regolamentazione che preveda un'ampia vaccinazione di massa a tutta la popolazione, perché altrimenti vedo un rischio, che noi vacciniamo gli operatori della salute, ma se non vacciniamo anche il resto, continueremo ad avere una grande pressione negli ospedali e non daremo risposta anche a tutti quei lavoratori autonomi delle attività produttive che oggi stanno vivendo una situazione drammatica. Grazie a Ivan Bernini, buona giornata a lei.